Oggi si discute di randagismo, un fattore sicuramente importante nelle città. Ecco, qual è la situazione nella nostra città e un po' in provincia e cosa sta emergendo da questo interessante dibattito? Oggi abbiamo voluto, come Unione Avvocatura Siciliana, accendere una luce su questo fenomeno che è molto sentito da tutta la cittadinanza. Oggi abbiamo voluto portare qui ad Agrigento le massime autorità regionali che si occupano del problema del randagismo e che sono coloro che hanno preparato e fatto la legge, che è la legge 22, la legge 15 del 2022. C'è il garante regionale, ci sono le autorità militari, le autorità cittadine, con il vice sindaco presente che ha la delega sulla tutela degli animali, sono i dirigenti regionali, i responsabili delle ASP. Sono tutti qui presenti perché questo argomento è un argomento particolarmente sentito. Io quando abbiamo pensato con la nostra associazione di organizzare questo evento e abbiamo chiamato un po' tutti per vedere se c'era la loro disponibilità, hanno manifestato tutti la massima disponibilità e una grande sensibilità a questo argomento, tant'è che sono qui oggi presenti. L'obiettivo di questo incontro di oggi è non soltanto sensibilizzare, ma cercare di risolvere per quanto possibile questo problema, che non sarà certamente risolto oggi, ma cerchiamo soltanto di mettere le basi per un futuro incontro che noi abbiamo già dato disponibilità a riproporre dopo l'estate, vedere a che punto a che punto sono i decreti attuativi e quanto manca ancora perché questo fenomeno possa essere limitato il più possibile, non soltanto a livello regionale, ma per quanto ci riguarda a livello provinciale e cittadino. Parliamo del fenomeno del randagismo. Voi avete organizzato oggi un interessante dibattito qui ad Agrigento per fare un po' il focus sul fenomeno. Sì, questa è un'occasione che abbiamo voluto creare per mettere attorno allo stesso tavolo gli interlocutori che rappresentano le istituzioni affinché forti di questa nuova legge 15.022 possano in qualche modo cominciare a interagire e a dialogare e mettere in atto gli strumenti che la legge consente di avere per prevenire e combattere il fenomeno del randagismo, che è una piaga del nostro territorio, che è sicuramente riconducibile a un atteggiamento culturale che chiaramente dovrebbe essere superato e che noi ci auspichiamo che venga superato anche e soprattutto con l'ausilio appunto di un intervento fattivo delle istituzioni. Riteniamo che la tutela del cane, insomma dell'essere del cane o del gatto, comunque dell'animale chiamato oggi animale d'affezione, sia un segno di civiltà, quindi quella che vogliamo iniziare oggi è una vera e propria battaglia di civiltà e ci auguriamo che le istituzioni che oggi sono sedute a questo tavolo da qui a qualche mese dimostrino concretamente di avere a cuore la soluzione del problema, anche individuando soluzioni che possano effettivamente svuotare i canili, garantire che sulle strade gli agrigentini non trovino cani da soccorrere attraverso delle politiche che possano passare che siano mediate da buone adozioni, da una pubblicità anche ai cani presenti in canile affinché trovino famiglia fuori anche dal nostro territorio, insomma attraverso tutta una serie di interventi che possono realmente risolvere il problema. Perché in particolare anche con l'approssimarsi della stagione estiva, come ogni anno purtroppo ricorrerà il fenomeno dell'abbandono, del maltrattamento degli animali, che non solo costituiscono un reato in sé, ma sono forieri anche di altri danni, incidenti stradali, autostradali, e chi si carica di questa condotta, cioè di abbandono o maltrattamento di animali, soggiace a dei reati di natura penale che hanno pene esemplari, per cui intendiamo dare un segnale forte proprio per debellare questo antipatico fenomeno.